L'emicrania è una patologia cronica caratterizzata da episodi ricorrenti di cefalea, ovvero mal di testa, generalmente di moderata a forte intensità, che può interessare tutto o metà capo e che si può associare a alcuni sintomi come fastidio alla luce, rumori, nausea, talora vomito e talvolta anche fastidio agli odori. In circa un terzo dei casi, l'emicrania può essere preceduta da sintomi neurologici quali disturbi visivi, formicolii a metà corpo o disturbi della parola, che costituiscono la cosiddetta aura emicranica. In tal caso si parla per l'appunto di emicrania con aura. Tali disturbi possono durare da pochi minuti fino a circa un'ora. L'emicrania affligge il 12% della popolazione mondiale, colpendo sia maschi che femmine e potenzialmente potendo interessare qualunque età della vita. Tuttavia, il genere femminile risulta essere più colpito, circa 3 volte più frequentemente rispetto a quello maschile, e l'età maggiormente colpita dall'emicrania è quella dell'età più produttiva, con picco intorno ai 40 anni. L'emicrania colpisce soggetti con una predisposizione genetica, infatti presso i nostri ambulatori noi ritroviamo una familiarità per emicrania in parenti di primo o secondo grado in una percentuale elevata di pazienti, anche fino al 90%. Giocano un ruolo fondamentale tuttavia anche i fattori ambientali in grado di determinare sia l'età di insorgenza ma anche influire sulla gravità clinica. In realtà non possiamo guarire l'emicrania, ma possiamo curarla. Ecco perché è di fondamentale importanza rivolgersi a un ambulatorio neurologico specialistico affinché venga posta una diagnosi corretta e eventualmente approntato un trattamento adeguato. Il primo passo nel trattamento dell'emicrania consiste nell'informare il paziente relativamente all'acquisizione di uno stile di vita sano. È importante innanzitutto regolare l'alimentazione e quindi consigliare di non saltare pasti, quindi evitare il digiuno, seguire un regime alimentare corretto e non evitare a priori alcuni alimenti, anche se ritenuti potenzialmente in grado di determinare l'emicrania, ma evitare solo quelli che il paziente ha chiaramente messo in relazione all'insorgenza dei suoi attacchi. È opportuno che il paziente inoltre beva adeguatamente, bisogna curare l'igiene del sonno e da ultimo consigliare un'attività fisica regolare. Il paziente emicranico ha quasi sempre bisogno di ricorrere a un farmaco per gestire l'attacco di dolore, ma non sempre, quando si rivolge ai nostri ambulatori, sta assumendo un farmaco che lui ritiene essere sufficientemente rapido ed efficace. Il nostro primo compito quindi è quello di ottimizzare la terapia d'attacco, consigliando dei farmaci alternativi che consentano, se assunti precocemente, di gestire in maniera completa ed efficace, oltre che rapida, proprio l'attacco di dolore. E in alcuni casi, tuttavia, qualora gli attacchi si rivelino essere particolarmente frequenti o disabilitanti, bisogna ricorrere a una terapia preventiva, definita terapia di profilassi, che va assunta a seconda dei casi quotidianamente o, per quanto riguarda i farmaci più nuovi, in maniera mensile o trimestrale e che consente di ridurre l'intensità, la frequenza degli attacchi, ma anche di migliorare la risposta alla terapia d'attacco. Per quanto riguarda la terapia d'attacco, specifichiamo che comunque spesso consigliamo farmaci quali paracetamolo, antinfiammatori e talora anche farmaci da banco, ma in casi particolari è fondamentale l'accesso ad ambulatori specialistici perché ci sono a disposizione dei farmaci più specifici per l'emicrania, definiti triptani, ditani o gepanti, che hanno una marcia in più talora rispetto ai comuni farmaci utilizzati. L'emicrania ha spesso un andamento fluttuante e capriccioso nelle varie età della vita e perché, come dicevamo, è fortemente influenzata dai fattori ambientali, quindi lo stress lavorativo, lo stress scolastico o le vicende di vita possono influire in maniera anche pesante sull'andamento dell'emicrania. Generalmente comunque, pur essendo, come dicevamo, molto più frequente nell'età più produttiva, quindi con picco intorno ai 40 anni, con l'avanzare dell'età tende a ridursi di frequenza, spesso scompare nell'anziano
anziano e comunque quando ancora presente nell'anziano tende a perdere un po' i suoi caratteri distintivi, per cui tende a essere più gestibile e con caratteri meno tipicamente emicranici. In generale l'accesso a un ambulatorio dedicato alle cefalee più precocemente possibile consente di gestire precocemente soprattutto quei casi dove sia necessaria una terapia preventiva e questo si è visto che è in grado di ridurre in maniera efficace il rischio di conversione verso forme croniche, cioè forme ad elevata frequenza dove il paziente soffre di mal di testa per più di 15 giorni al mese per almeno 3 mesi di fila. L'emicrania può colpire sia gli uomini che le donne, tuttavia può essere definita patologia di genere perché colpisce molto più frequentemente il sesso femminile ed è stata riportata una prevalenza di circa il 18% nel sesso femminile e 6% nel sesso maschile. L'emicrania colpisce più frequentemente il genere femminile e questo è dovuto a fattori sia genetici ma anche epigenetici, ambientali e ormonali. L'influenza ormonale è testimoniata dal fatto che le bambine o ragazzine inizino a soffrire di emicrania o presentino un peggioramento della stessa in occasione del menarca e presentino poi un picco di prevalenza nell'età riproduttiva e che l'emicrania veda un progressivo calo nel corso degli anni, in particolar modo dopo la menopausa, fino a quasi a regressione completa. Nella maggior parte dei casi la gravidanza viene considerata un periodo della vita estremamente favorevole per quanto riguarda l'emicrania e la maggior parte delle pazienti vanno incontro a un miglioramento o a volte anche regressione completa della cefalea, beneficio che talora si può prolungare anche per tutta la durata dell'allattamento. Tuttavia alcune pazienti continuano a soffrire di cefalea o vedono addirittura un peggioramento della stessa, ma questo si verifica prevalentemente nel primo trimestre di gravidanza e tende poi a migliorare nel corso dei trimestri. I contraccettivi ormonali, in particolar modo quelli contenenti estrogeni, vanno utilizzati con particolare cautela nelle pazienti emicraniche, non solo perché possono determinare un peggioramento dell'emicrania, quindi influire sull'andamento della stessa, inoltre possono determinare o un peggioramento dell'aura o indurla e da ultimo possono determinare un aumento del rischio di ischemia cerebrale. Questo è particolarmente vero in pazienti al di sopra dei 35 anni e con fattori di rischio vascolari e che soffrono di emicrania con aura. Nell'emicrania con aura l'uso di prodotti ormonali a base di estrogeni è assolutamente controindicato. Ecco perché è particolarmente importante che il paziente si rivolga al ginecologo e al neurologo prima di prendere una decisione in merito.